Lei abita vicino al Parco del Torre, ultimamente si discute molto sulla possibilità o meno di cacciare. I cacciatori hanno detto assolutamente non ci sono rischi per chi vi passa con la bicicletta, per i bambini, per chi vi va a correre o a camminare, è così. Ritengo che non sia proprio così, perché proprio io ho avuto, l'opportunità di avere un contatto diretto con i cacciatori circa 2 anni fa, nei mesi autunnali, e mi ha passato, diciamo che stavo correndo sull'argine del Torre ed ha attraversato la strada una volpe ferita dai cacciatori, che quindi secondo me non potevano operare in quell'area, del parco. E mi è andata anche bene perché ho anche sentito un proiettile che mi ha sfiorata, tant'è che io poi ho chiamato gli uffici della provincia per chiedere lumi, mi han detto che era tutto normale. Quindi immagino che persone che vanno a passeggiare o a correre o insomma con i bambini, siano bambini, siano anziani, siano mamme o siano podisti o siano ciclisti, potrebbero rischiare di essere impallinati. Quindi non trovo giusto che un parco del Torre che si chiami parco possa essere condiviso con dei cacciatori. Però in un incontro l'assessore Pizza ha valutato la possibilità o meno di effettuare questa pratica della caccia e loro hanno dichiarato come amministrazione di rispettare rigorosamente la legge. Credo che l'assessore Pizza dovrebbe farsi un giro nel Parco del Torre. Molte mamme, molte persone che orbitano in quell'area non sono per niente d'accordo sulla convivenza con i cacciatori, cioè i cacciatori devono operare in altre zone ma non dove la gente va a correre e camminare. C'è una cosa talmente ovvia che io non riesco a concepire il fatto che l'assessore Pizza, cioè, si pronunci in questi termini. Come residenti adesso cosa farete? Personalmente intendo organizzare un gruppo di persone che si dedicano alle camminate e alla corsa nel parco, e tra l'altro sarebbe bello raccogliere anche un certo numero di volontari che puliscano alcune aree del parco dove vengono depositati dei rifiuti, dove purtroppo nessuno viene a pulire, anche se io ho indicato i punti precisi in cui ci sono questi rifiuti, e creare delle giornate in cui si va a raccogliere, sempre chiedendo i permessi dovuti, si vada a raccogliere i rifiuti e a pulire il parco in modo che diventi un vero parco quasi simile al parco del Cormorgo. A Roma in questi giorni si sta parlando di casa, ma è stata introdotta una piccola postilla relativa a queste case mobili dei villaggi turistici, un modo per far andare avanti e sbloccare dei villaggi che magari avevano delle criticità. Perché avete sollevato delle perplessità? Perché da questo momento in poi non ci saranno più vincoli da parte dei regolamenti edilizi, da parte dei comuni, non potranno assolutamente più bloccare determinate costruzioni, perché basterà mettere un prefabbricato su 4 ruote e quello diventerà un immobile, in nome dell'emergenza, in nome della necessità di un'abitazione. Noi sappiamo però che ci sono moltissimi vani che sono vuoti su tutto il territorio italiano, forse dovremmo cominciare a rinobilitare quel patrimonio immobiliare che in questo momento è completamente in disuso, soprattutto quello che riguarda il patrimonio edilizio pubblico immobiliare. Ha moltissime ancora abitazioni vuote perché non viene investito, non viene dato comunque contributo per poter rimettere e risanare quel patrimonio immobiliare. Noi vorremmo puntare in questa direzione. Un'ultima cosa negativa per quello che riguarda il decreto casa è che viene ormai definito decreto casa barra Expo, perché nell'articolo 13 è stata inserita una postilla per quello che riguarda il codice appalti proprio relativo all'Expo. Allarga le maglie per le ditte che sono appaltatrici, e tutto quello che è accaduto nelle ultime settimane rischia di essere affossato con questo decreto legge. Poche settimane si è costituito in Friuli un nuovo sindacato. Di che cosa si tratta? Si tratta di un sindacato che si chiama SICEL, che sarebbe il Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro, che è già a livello nazionale molto forte, però mancava una sede qua in regione. Allora hanno deciso di darmi questo incarico per cercare di sviluppare questo sindacato a livello regionale, che riguarda sia i lavoratori dipendenti che anche alcune aziende o artigiani. Diciamo che è aperto a 360 A gradi. 360 gradi. In più abbiamo fatto una convenzione con l'AEC, l'Associazione Europea Consumatori Tutela del Cittadino,
per cercare di tutelare al 100% le persone con problematiche dovute anche alla crisi. Ecco. Dunque possiamo dire insomma una nuova realtà che si costituisce per essere ancora più vicini al territorio. Esatto, abbiamo intanto aperto in via Gemona 9 a Udine, stiamo già progettando di aprire nel Gemonese e zona Cividale altre sedi perché abbiamo moltissime richieste in quella zona là. Ecco, possiamo dire insomma siete presenti su tutta la regione, quello che conta, le richieste stanno arrivando. Sì, sì, moltissime richieste, per quello abbiamo deciso di aprire perché le richieste erano molte, perché avevano anche molte persone in difficoltà che si rivolgevano a questa Associazione Europea Consumatori. Quello che mancava era proprio un sindacato che tutelasse anche il discorso lavorativo.